Bentrovati amici, come nasce una vocazione? Spesso sentiamo dire che Dio ha un piano per tutti noi, per ciascuno di noi. È chiaro che tutti abbiamo dei desideri, dei progetti di futuro, a iniziare dalla scuola, quale disciplina intraprendere, che tipo di università frequentare, in quale città voler completare gli studi, lavorare, avere una fidanzata, un fidanzato, acquistare una casa, una macchina. Insomma, i progetti di futuro sono veramente tantissimi. Noi quest'oggi ne parleremo assieme a Don Salvatore Bucolo, che come sempre è al mio fianco, con due seminaristi che vi presento subito. Dovrei dire il dottor Angelo Longo, perché è un medico, non indossa oggi il camice, ma è un medico, e con Filippo Di Cara, anche lui un seminarista, un dottore perché è laureato in ingegneria. Diciamo che Angelo Longo è della diocesi di Catania e Filippo Di Caro della diocesi di Ragusa. Comprenderemo con voi cosa significa avere la vocazione, perché siete diventati dei seminaristi e perché abbiamo intitolato questa trasmissione Ricalcola il percorso. Intanto vediamo un brevissimo video che ci introduce all'argomento. Che cosa vuoi fare nella tua vita? Quali sono i tuoi progetti? Hai già capito che studi intraprendere? Sicuro che sia la scelta giusta? Io sono la via, la verità e la vita. Bene, ringraziamo come sempre i ragazzi che con tanta generosità si prestano e ci regalano questi video. Allora, iniziamo con voi seminaristi al quinto anno, quindi già avete fatto un bellissimo percorso, una bellissima strada. Nel frattempo però vi siete laureati, quindi abbiamo detto che Angelo Longo è un medico, quindi dove lavori? Allora, attualmente mi permettono, perché in seminario c'è tutta una struttura particolare, ma mi permettono di lavorare come in guardia medica, come reperibile, e quindi qualche volta, 2 o 3 volte al mese, posso fare nel tempo libero una guardia medica, in genere le notturne, appunto in provincia di Catania. Certo che è particolare perché chiaramente essendo un medico hai fatto un bellissimo percorso di studi, insomma sappiamo quanto sia impegnativo laurearsi in medicina, però c'è un momento che invece si decide di fare altro. Allora, più che fare altro è stato un cambiamento di prospettiva di vita, perché comunque avrei, anche da medico, compiuto una missione nella Chiesa, avrei compiuto una missione da cristiano, però ad un certo punto mi si è palesato davanti un come devo essere cristiano e quindi di fronte a questa domanda ho dovuto dare un po' una risposta e un po' ascoltare la voce del Signore che parlava nel mio cuore. E da lì questo cambio di questo ricalcolo di percorso. Ecco. Questo è il cambio di prospettiva. Invece Filippo, con te come è successo? Cos'è successo nella tua vita? Con me è andata un po' diversamente, nel senso che a differenza di Angelo io inizialmente, ecco, della mia infanzia e anche successivamente, di fatto non ho frequentato la chiesa, la parrocchia, se non per una questione di tradizione, ecco, familiare, che è un po' tutto quello che noi viviamo nel nostro territorio. Diciamo che Dio non era in testa ai tuoi pensieri. Esatto, e quindi sì, ho fatto il percorso della catechesi, ecco, di iniziazione, ma semplicemente, ecco, spinto dai miei genitori perché era una cosa che in qualche modo dice va fatta, insomma, falla. Però, ecco, l'ho vissuta molto come una seconda scuola, no? Per cui bisogna andare al catechismo, andiamoci. Però, ecco, onestamente non sentivo, diciamo, non trovavo il motivo per cui dovevo andare lì, ecco, in parrocchia a frequentare queste lezioni, perché di fatto un po' questo era. Le prendevi quasi come una scuola, insomma, qualcosa da fare, come obbligo, diciamo. Esatto, esatto. Però, ecco, non ho mai sentito di credere in questo Dio, ecco, che si annunciava, e questo per parecchi anni, diciamo, tutta la mia, ecco, infanzia, fanciullezza, ma anche adolescenza, fino ai 20 anni circa, quando invece poi
Dio proprio è subentrato nella mia vita, diciamo, abbastanza, ecco, rapidamente, possiamo dire, no? Perché è stato proprio un incontro, come leggiamo nei Vangeli, no? Che Gesù, così dal nulla, incontra un uomo e la vita di quell'uomo cambia a seguito di quell'incontro. E dice: che cosa è successo? Avviene tutto subito, no? E così è stato per me. Ovviamente non l'ho incontrato fisicamente il Signore, ma il Signore si fa incontrare nel nostro cuore, no? Per cui nel cuore nasce quella chiamata, possiamo dire, no? La chiamata del Signore a intanto conoscerlo, perché non è una cosa scontata che se uno fa il catechismo uguale conosci Dio, perché il rischio è quello che rimane una cosa intellettuale, no? Cioè ti trasmettono delle nozioni, ma tu in realtà non hai capito veramente, non hai sperimentato nelle tue membra chi sia Dio. Invece quando tu lo incontri nel cuore, no? Quindi con l'azione dello Spirito, con la grazia che ti sostiene, tu conosci Dio in un senso molto più profondo. Capisci, come è avvenuto di colpo capisci veramente incontro? chi è. Perché stiamo parlando di un giovane che stava studiando, a 20 anni già ti eri iscritto all'università in ingegneria, abbiamo detto. Io dopo il diploma, esatto, mi sono iscritto in ingegneria. Quindi hai iniziato questi studi impegnativissimi, anche questi, in ingegneria, però di colpo come è successo? Hai capito che quella magari non era la tua strada, hai completato ovviamente gli studi, però ne hai dovuti intraprendere altri, perché in seminario sappiamo che non sono 5 anni, Don Bucco, non è che si sta a 5 anni, sono 5 anni di duro studio anche lì, perché ci si deve preparare, se si vuole diventare sacerdoti, bisogna studiare tantissime materie. E non solo, perché e questa è una cosa che spesso anche dice la Chiesa, non solo la formazione intellettuale e culturale, ma c'è anche una formazione umana, perché ancora prima di essere prete si è uomini, si è persone capaci di relazionarsi con gli altri, poi c'è la formazione spirituale, quindi il fatto di incontro col Signore, perché oggi più che mai la gente ha bisogno di un uomo di Dio, un uomo che trasmette Dio, che contagia Dio, e poi anche la formazione pastorale, cioè questa pastorale che non è soltanto la capacità quasi quasi manageriale di organizzare attività pastorale, ma come il pastore si prende cura delle pecore, così un sacerdote è colui che si prende cura delle persone affidate, quindi una formazione ad ampio raggio che impegna totalmente la persona. Angelo Longo si prende cura delle persone proprio in quanto medico, quindi e per giunta lavora in guardia medica, quindi una specie di frontman. In trincea. Per quanto riguarda, perché lì arrivano persone che hanno di tutti i tipi, che hanno bisogno di aiuto, molti di assistenza. vogliono essere solo ascoltati, altri, Esatto. Però è una missione anche quella. E invece Certamente. in te com'è avvenuto? Tu invece provieni da una famiglia religiosa, Sì. quindi sei stato instradato, diciamo, un po' in famiglia, hai avuto questa... Sì, sicuramente in famiglia eravamo praticanti, cattolici, frequentavo la parrocchia e in parrocchia seguivo anche dei gruppi, seguivo un gruppo giovani e la particolarità è stato anche il gruppo del coro parrocchiale, il coro dei giovani, ci chiamavamo Coro Stella del Mattino. Bello. Perché è importante per la mia formazione? Perché non eravamo dediti soltanto all'ambito di liturgia, ma è stato un gruppo che ci ha permesso di essere cristiani nel mondo d'oggi. E quindi in un gruppo giovanile che usciva il sabato sera, giocava, faceva le nottate, ma anche pregava, si sosteneva l'uno all'altro. E questo è stato importante per la mia formazione perché non solo in chiesa, ma dovevo parlare anche con i miei amici o altre persone che erano fuori la chiesa. Il mio migliore amico, lui si professa attualmente ateo, però è il dialogo con lui che mi ha stimolato nel cercare di capire meglio che cosa significhi essere cristiano e cosa significa anche annunciare il Cristo agli altri. Quindi per me questo era importante. Dovevo vivere normalmente da laico, da medico, solo che il Signore a un certo punto mi pone uno scossone, appunto, grazie al mio parroco, che sono stato fidanzato per tanti anni, a un certo punto finisce quella bella storia e il parroco mi fece una domanda. Ho detto, ma tu hai mai pensato di entrare in seminario?
Bene, diciamo che questa domanda mi ha messo paura. Perché anche sì, in crisi, penso. Perché decisamente. la tua vita scorreva su dei binari sicuri, sembravano così almeno, Esattamente. no? Un medico, fidanzato, quindi tutto tranquillo, no? In Tutto apparenza, tranquillo, nel in senso, apparenza. una vita normalissima, tutti quanti, cioè, avrebbero aspettato la tua specializzazione. Sì, già stavo studiando per la specializzazione, Esatto, mi stavo progettando. un lavoro, diciamo, stabile, un matrimonio. E invece questo parroco Mi ti fece mette una domanda. il tarlo nella mente. Una domanda a cui volevo rispondere, no, non ho mai pensato a nulla di questo, però non sarei stato veritiero, perché in fondo nel cuore parlava il Signore e bussava anche forte. E avevo paura di questo cambiamento, avevo paura di abbandonare tanti anni di studio. E anche tante certezze, perché già anche quello che avevi raggiunto era una certezza, no? C'erano delle certezze. Sì. Da lì a poco mi mancava una sola materia per per laurearmi e poi diventare medico, eppure mi fece questa domanda. E a quella domanda ricordo che risposi con un sì debole e a un certo punto ho completato con "ma ho paura". Ah, ecco. Ecco, ma ho paura. E quindi questo è stato un po' il percorso che ho affrontato insieme a lui e anche ai miei amici. I miei amici, anche quelli più lontani dalla Chiesa, in fondo sono stati con me. Sono parte integrante anche della mia vocazione. Paura di cosa? Di sbagliare, di lasciare il certo per qualcosa che poi non si sa se effettivamente era quella, no? La chiamata. Allora, sì, la paura in fondo non è tanto che per il certo, ma anche per il giudizio degli altri, anche per quella cosa brutta che io sapevo che tu avresti fatto questo, la strada già prestabilita. Invece no, anche se magari il Signore scrive, già conosce un po' la nostra vita, l'idea che tutto è determinato secondo me non appartiene al cuore dell'uomo e l'uomo cerca di rifiutarlo. Nella libertà invece lì ho compreso che anche quella strada che il Signore aveva iniziato con me allora si poteva adattare a me. Allora quel ricalcolo del percorso non è tanto il Signore che ricalcola il percorso per me, ma sono io che imparo ad accogliere questo nuovo percorso. E per varie strade cerco di essere quello che oggi sono. Oggi posso dire di essere un seminarista al 5º anno che ha dietro un bagaglio culturale e anche esperienziale molto vario. Studi universitari, amici, parrocchia, medicina e oggi sono quello appunto che sono. Bellissima storia, davvero Don Bucolo, sono certa che anche i nostri telespettatori stanno apprezzando. Personalmente sono anche contenta perché si prepara una stagione di sacerdoti colti, preparati, che hanno studiato, che hanno vissuto in questo mondo, continueranno a farlo ovviamente perché il sacerdote non è un eremita, non è una persona che vive fuori dal mondo, però ci si può confrontare con sacerdoti del nostro tempo. Esatto, io Perché penso... un tempo si entrava in seminario da bambini, esatto. Quindi era, come dire, quasi una strada che veniva, no? Non so come, ma un po' scelta quasi, un po' mi troppo in piace, fretta. ma se vogliamo possiamo andare al Vangelo. Quando Gesù chiamava persone che pescavano, persone che svolgevano la professione, che vivevano nel mondo, quindi in fondo loro sono l'icona attuale di quanto Gesù ha fatto ai suoi tempi, quindi secondo me loro diventano specchio per tutti, perché come loro sono stati chiamati in una situazione di vita normale che non aspettavano, questo può succedere a chiunque. Per cui questo diventa incoraggiante, ma anche incoraggiante perché si apre un volto di una Chiesa, di ministri di Dio che hanno pienamente vissuto il mondo. Ciò significa che ci sarà una piena comprensione nei confronti degli altri, una piena, uso un termine caro alla Chiesa, incarnazione. Abbiamo bisogno di ministri di Dio incarnati nella realtà umana che si fanno prossimo agli altri e questa sarà sicuramente una grazia. Da medicina, come a dire, c'è comunque questa propensione di prendersi cura, no?
Esatto, cura del corpo, esatto. cura dell'anima. Tant'è vero che il fatto che lui, stranamente, mentre è in seminario, continua a fare questo servizio, in fondo c'è una reale continuità, perché il Signore non ci chiede di rinnegare ciò che abbiamo costruito la nostra vita, ma, lo diceva poco fa Angelo, cambia prospettiva, ma fa quello che lui ha sempre creduto, però la prospettiva si allarga in modo infinito. Ci fermiamo per qualche istante, poi invece parleremo con Filippo perché mi incuriosisce come da persona che non aveva assolutamente in mente il Signore, non lo metteva al primo posto certamente, e in realtà poi è arrivata questa conversione tanto da decidere di entrare in seminario. Aspettateci, torniamo fra pochissimo. Eccoci, ricalcola il percorso, questo è il titolo della trasmissione di oggi. Stiamo scoprendo assieme a due seminaristi del quinto anno, Angelo Longo che è un medico della diocesi di Catania e Filippo Di Cara della diocesi di Ragusa, come è avvenuta in loro questo cambiamento di vita, questa scelta di entrare in seminario e quindi la decisione di diventare sacerdoti. Filippo, tu ci dicevi che non era al primo posto l'idea di Dio, non avevi questa fede così forte. Sì, frequentavi la chiesa, ma più quasi per accontentare i tuoi genitori o comunque per tradizione, per abitudine, ma non c'era questa grande fede in te. Cos'è accaduto ad un certo punto? Ad un certo punto succede che tu incontri delle persone che di fatto adesso, ad oggi posso dire che Dio ti mette nel tuo cammino, e che di fatto, ecco, nel mio caso mi hanno fatto proprio conoscere Dio, Cristo, il mistero di Cristo e della Chiesa, per cui tu vedi anche, no? Quindi un conoscere non solo, appunto, come dicevo, intellettuale, ma proprio vedere quello che è il mistero della Chiesa, no? Vedere anche la diversità di vocazioni, di carismi che ci sono all'interno della Chiesa, che mi hanno posto quell'interrogativo, per cui io vedevo, per esempio, nella realtà dove stavo io, universitaria, gente molto preparata, professionisti, ricercatori, andare a messa la mattina, per esempio, tutte le mattine andavano a messa, e io vedevo questa cosa da, diciamo, non credente, da studente che non frequentava ancora la Chiesa, e lì mi è sorto l'interrogativo, cioè perché queste persone vanno a messa, no? Allora da lì poi, ecco, tu inizi magari anche a chiedere, a fare domande, e appunto il Signore, mettendoti accanto le persone che Lui ha previsto, ecco, mi hanno fatto scoprire che cos'è questo mistero, perché di questo si tratta, no? Mistero di Dio e della Chiesa. Man mano ho iniziato, ecco, a rifrequentare i sacramenti, la preghiera, e lì proprio scopri la verità di quello che c'è dietro, la grazia che Dio ti dà, il dono della sua parola, e soprattutto poi nel tempo anche il vivere la comunità ecclesiale, no? Quindi mi sono inserito man mano in una parrocchia, nella mia diocesi, e ho vissuto, ecco, la vita cristiana, ma non pensando ancora, ecco, che la mia strada avesse potuto cambiare così radicalmente da passare da ingegnere a prete. Solo che poi, ecco... Oltretutto anche tu stavi lavorando. Sì, ho fatto diverse esperienze lavorative. Ecco, questi due seminaristi proprio scardinano un luogo comune molto brutto, proprio brutto, che ci si fa sacerdoti, si diventa sacerdoti perché non si ha lavoro, per cui dice vabbè, entriamo in seminario che così poi mamma Chiesa ci Dipende, ci io vado sostiene. dicendo sempre che mi faccio prete per i soldi, naturalmente, non è vero. però non è vero. Perché il medico guadagneresti molto di più facendo il medico, quindi questo non lo possiamo dire. Anche sappilo. Filippo Di Cara, Ecco. facendo l'ingegnere, guadagnerebbe certamente di più. Ecco. Quindi veramente voi scardinate questo, che sono proprio come delle banalità, no? Esatto. Però quanta gente lo pensa. Entrano in seminario perché così non vogliono fare niente, non vogliono lavorare. A fine mese gli arriva lo stipendio perché magari voi sacerdoti un piccolo stipendio lo ricevete dal Vaticano, dalla Chiesa, non so. E invece non è così. No. E questo, E loro ce lo secondo stanno me, testimoniando. è sfata un mito, perché tante volte si pensa al discorso della realizzazione. In realtà loro non stanno seguendo la realizzazione che di fatto in qualche modo era a loro a portata di mano. Loro hanno seguito la vocazione, è tutt'altra cosa.
Infatti uno dei criteri importanti che nel discernimento vocazionale stai rispondendo a questa strada per realizzarti o perché c'è una chiamata, perché, ma questo non può non essere così, chi risponde a questa chiamata lo fa non per realizzarsi, ma per dare la vita, per prendersi cura degli altri, per offrire la propria vita, ma questo lo si fa perché sia Angelo che Filippo nella loro storia personale hanno sperimentato un amore così grande, così gratuito, così totale che loro stessi nel cuore hanno detto: ma vale la pena dare la mia vita per chi ha già dato la vita per me. Quindi è importantissimo, non stiamo parlando di una realizzazione, ma di una vera e propria vocazione. Cioè sì, si è chiamati per donarsi agli altri. E lo si vede dai loro sguardi, perché Esatto. sono sguardi di persone luminose, che sono contente, che sono felici, non che non abbiano problemi, ma chiaramente li avranno come tutti i comuni mortali, però c'è qualcosa in loro e si nota davvero. Filippo, quindi altra cosa che mi piacerebbe sottolineare è che tu stai parlando di incontri, di persone. Intanto ti sei posto una domanda: perché queste persone sono, prima di andare a lavorare, prima di andare all'università, vanno in chiesa? Che cosa c'è? Cosa trovano? Quindi già un primo interrogativo. E poi l'importanza di certi incontri importanti, quindi il valore della testimonianza. Sì, ed ecco, lì diciamo, ecco, ho scoperto la vita ecclesiale e l'ho iniziata a vivere. Però appunto, come dicevo, prete neanche ci pensavo, ecco, era bello aver incontrato Dio, mi accompagnava nella vita lavorativa, pensavo a un possibile, ecco, matrimonio magari, solo che man mano che, ecco, frequentavo i sacramenti, la vita ecclesiale, ecco, a un certo punto è nato il desiderio di iniziare ad approfondire di più la teologia, e quindi mi iscrissi alla scuola teologica di base della nostra diocesi. E lì mi accorgevo che, ecco, a me è sempre piaciuta la scienza, la matematica, per questo poi, insomma, ho scelto ingegneria. Ecco, facevo quello che mi piaceva e che mi è sempre piaciuto. Però, ecco, è subentrato, diciamo, questa cosa ulteriore, che poi, ecco, era la teologia, che mi piaceva ancora di più. Per cui, ecco, ho iniziato ad approfondire e lì, ecco, è iniziato a nascere quel desiderio, no? Quella chiamata, appunto, come diceva Padre Salvatore, di mettersi a servizio della Chiesa, no? Quindi non solo viverla, ma mettersi a servizio, e in che cosa? Nel mio caso, nel ministero ordinato. Cioè, a un certo punto ho sentito proprio il desiderio e quindi la voglia di iniziare non solo ad approfondire e quindi a conoscere sempre più il mistero, ma ecco, mettersi a servizio nel ministero ordinato. Cioè, io che ho scoperto questa grazia, questo amore di Dio, cosa posso fare nella Chiesa affinché, ecco, possa servirti, Signore, no? Possa contribuire. Ecco, la chiamata al ministero ordinato è quello che ho sentito, cioè la chiamata a servire la Chiesa nel ministero di santificare, insegnare e guidare le comunità cristiane. Quindi essere uno strumento di Dio, dice: come Esatto. posso essere tuo strumento? E tutto questo avviene in un giovane che è razionale, molto razionale, perché i tuoi studi lo dimostrano. Ingegneria, cioè non è iscritto in filosofia, Sì, ma sì, in sì. ingegneria. Amavi la matematica, quindi Sì, la perché- logica, il perché ragionamento poi- è alla base della tua vita. Esatto. Però c'è stato uno scatto C'è diverso. uno scatto, sì, perché noi, ecco, gli esseri umani non siamo solo razionalità, no? Non abbiamo solo il cervello, ma abbiamo anche l'anima, lo spirito. E allora queste realtà non sono realtà, come dire, così, vabbè, non ne parliamo, no. Come noi usiamo la ragione per parlare della matematica, della scienza, c'è anche una scienza, che è la teologia, che tratta anche di queste cose, ecco, trascendenti, no? E per cui tu, ecco, lo scopri il mistero, lo approfondisci ecco, e poi, esatto. Allora, Di fatto punto- è un innamoramento proprio. A questo punto mi piacerebbe che voi parlaste con i giovani che probabilmente stanno vivendo, hanno vissuto, sono in questa fase che non capiscono cosa gli sta succedendo. Ecco, proviamo anche a rassicurarli, a dire: guardate che noi, cioè, l'abbiamo fatto, ci siamo riusciti. Allora, ci siamo riusciti, sembra una parolona grossa. Nel senso Però che avete superato quel allora, momento di coraggio. domanda, di coraggio. Coraggio, quello che ci vuole, che mi sento di dire, ragazzi, coraggio di non avere, cioè non abbiate paura di sperimentarvi, di lanciarvi ad un certo punto e accogliere, perché il vero coraggio non è tanto quello di
è quello di accettare e di accogliere dentro di sé un mistero. E tra l'altro una cosa importante è che, lo dicevi anche tu prima, in fondo si accoglie il momento in cui io do testimonianza, il momento in cui io incontro qualcuno. Ecco, sono gli incontri che fanno la differenza. Io nel mio piccolo frequentavo la Caritas e quindi con alcuni amici stavamo a fare un po' di volontariato con le famiglie povere, facevamo giocare i bambini e così via. Seguivo un gruppo di giovani e quindi parlavo con loro e mi chiedevo: ma voi per quale motivo, quali sono le difficoltà che avete nell'incontrare Cristo, nell'incontrare la fede, nel partecipare alla comunità? Ecco, sono questi incontri che mi hanno portato a dire: c'è bisogno di qualcuno che li aiuti, c'è bisogno di qualcuno che indichi la strada. Per me il presbitero è questo, un povero Cristo che semplicemente indica la strada e dice: ecco, questo è il percorso che forse può far per te, nel tuo modo specifico di essere. Sei un medico, sei un matematico, sei un ingegnere, sei una mamma, sei un papà, sei un prete e lo fai in maniera unica. Ecco, questo è ciò che è vocazione, è ciò che porta alla felicità. La prima cosa che mi disse il rettore che all'epoca mi accolse è: allora, se tu sei in crisi e non sai cosa scegliere, perché avevo paura, anche all'epoca avevo paura, nonostante abbia parlato con il mio parroco, con Certo, è un cambio di vita in lui mi ogni disse: caso. allora, nel momento in cui tu fai una scelta, se quella scelta nel tuo cuore ti rende a un certo punto felice e non puoi spiegare questa felicità, allora è la scelta giusta. Poi magari più avanti il Signore ti chiederà di cambiare di nuovo, di ricalcolare il percorso, però intanto prendi quella decisione, perché il Signore in fondo ti ama. La vera vocazione è quella di essere cristiani. Semplice. E poi possiamo anche dire, non è che dall'oggi al domani si diventa sacerdoti, No. cioè se si sente questo desiderio nel cuore, è chiaro che c'è il primo anno, il propedeutico, ci sono persone con le quali confrontarsi, sacerdoti, ecco, non è che è un cambio dall'oggi al domani, da che sono medico, sono ingegnere, di colpo divento un sacerdote, no. Ci sono anni in cui si fa discernimento, viene aiutato nel discernimento, quindi ecco, le paure iniziali o si dissolvono o si concretizzano per dire no, pensavo fosse questa la mia strada, in realtà la mia strada è, che so, crearmi una famiglia. Sì, senz'altro. No? Ma se potrei allargare ancora gli orizzonti, sì, è vero che per diventare sacerdote c'è un tempo, ma lo dico a loro perché io lo sperimento nella mia carne, sono verso 27 anni sacerdozio, che si impara ad essere sacerdote sempre. È un processo continuo, anzi meno male. Cioè l'augurio che posso fare ai ragazzi, se nel progetto di Dio, che quando il Signore darà loro la grazia di essere ordinati, di sapere che è sempre un processo di donazione, è sempre un ricalcolare il percorso nella propria vita. E questo si serve anche tramite, e loro lo hanno sperimentato, tramite testimonianze, tramite persone che magari gli hanno contagiato Cristo o gli hanno chiesto Cristo. Questo è perché alla fine gli incontri sono incontri sia di richiesta ma anche di donazione. E una cosa molto bella, e questo è importante, la testimonianza ci mostra come la vocazione avviene per attrazione, non per imposizione o convenzione. Probabilmente loro sono stati attratti da una persona, da più persone, da una realtà comunitaria che gli ha fatto sperimentare: ma è bella, è bello donarmi a sacerdozio, sì, ho studiato, ho raggiunto questo percorso, ma sento il desiderio. Quindi io credo che il Signore lavora molto nei nostri desideri, perché non c'è una cosa che Dio vada contro i nostri desideri. A volte quando utilizziamo la frase "sia fatta la volontà di Dio", come se il Signore fosse contro i nostri desideri. No, noi abbiamo i nostri desideri, Lui ce li allarga all'infinito. E lo vedo nei volti loro che hanno questo desiderio di amore, di pienezza, di donarsi, e il Signore sicuramente non farà mancare le sorprese nella loro vita. Grazie Don Bucolo, grazie ad Angelo Longo, grazie a Filippo Di Cara, grazie anche a voi carissimi telespettatori che con tanto affetto ci seguite. Alla prossima!